Sono molto fiero di essere figlio di un immigrante italiano, venire qua in Cattolica, il paese dei miei genitori, mi tiene molto a cuore e mi fa uscire il sangue dalle vene, perché veramente ci tengo a conoscere più profondo le tradizioni e la vita dei miei genitori quando stavano qui e incontrare tutti gli altri italiani e dare speranza che c'è sempre un'opportunità di fare meglio, e ho visto che veramente la città ha molto migliorato e sono molto contento che il sindaco Santino Borsellino fa un lavoro meraviglioso, e allora oggi discuterò con lui e vediamo cosa di più possiamo fare anche per la nuova gioventù. C'è un nuovo da tutti, un parlamentare che siede nel Parlamento canadese è un punto di riferimento sia per i canadesi e per le nostre comunità cattolicesi. Noi siamo fieri oggi di averti qua con noi a Cattolica Crea, deve venire più spesso, anche perché questi rapporti con il Canada sono importantissimi, l'abbiamo detto quando siamo stati in missione a Montreal, perché in Canada c'è la più forte emigrazione dei nostri concittadini. Se noi facciamo i calcoli, solo a Montreal ci sono circa 7.000 emigrati, più Toronto c'è altri 2.000 mi sembra, quindi nel Canada non dico un 10.000 nostri concittadini sono emigrati, e quindi c'è l'immigrazione più forte, e avere questi rapporti con i nostri concittadini nel Canada è qualcosa che ci può aiutare anche a noi, a Cattolica, per far crescere questa comunità. Tanti diversi concittadini siamo orgogliosi che ci stanno bene a Montreal, si sono inseriti nel mondo del lavoro e sono stati sempre vicini alla nostra comunità. Ma noi come comune, come vi ho detto là a Montreal, abbiamo fatto dei regolamenti, ad esempio, che gli immigrati ospitallari pensionati, se si fanno una casa d'abitazione qua, non pagano l'IMU. Quindi perché a dare il liceo, a dare il giorno? Possono venire il messile a Cattolica, ha le potenzialità quando offre, sia a livello naturale, la cultura, il teatro archeologico, il mare, penso che siamo al completo. Noi siamo vicini ai nostri